È il compleanno di Diva e i minicuccioli le regalano una bella bicicletta. Diva la porta a casa, ma non sa cosa farne. La osserva pensierosa e poi decide di usarla come attaccapanni. Il giorno dopo Diva è triste perché non sa cosa fare. Accende la TV, ma è ancora più annoiata. Telefona a Holly. Holly le dice che sta per uscire in bici e la invita ad andare con lei. Diva, svelta, toglie tutti gli oggetti dalla bicicletta. Va lungo l'argine del Po a fare una bella pedalata immersa nella natura. Quando torna a casa è molto felice e incontra Cilindro che le chiede perché è così contenta. Lei le risponde: se la noia vuoi scacciare, un bel giro in bici ti può aiutare e le bellezze della natura puoi ammirare. I minicuccioli vanno a giocare al parco e chiamano anche Diva. Ma lei preferisce restare a casa a guardare la TV. Un giorno però si lascia convincere e va a giocare a pallone. Diva ha il ruolo di portiere, ma dopo pochi minuti si sente stanca. Ha preso un gol ed è triste. Si siede sulla panchina e si mette a piangere. Crede di essere ammalata. Non sei ammalata, Le dice Holly. sei solo debole perché fai poca attività fisica. Portatile conferma che l'attività fisica aiuta a prevenire molte malattie e la invita ad andare a scuola in bici ogni mattina. Al pomeriggio, dopo i compiti, va a giocare in cortile. Dopo alcuni giorni si sente già meglio e para tutti i tiri di Cilindro. Se la stanchezza ti vuoi togliere di torno, gioca all'aperto almeno una volta al giorno. È stato molto interessante anche nella parte in cui Diva pensava di stare male, invece era solo perché doveva fare più attività fisica. Insegna che bisogna fare sport. Diva guarda molto televisione, invece io cerco di non guardarla e giocando più spesso e andando giù a giocare in giardino. Fare sport ti fa stare bene e infatti io faccio atletica per 3 volte alla settimana. Diva nel cartone animato va sempre in bici a scuola e io invece preferisco andare a scuola facendo una bella passeggiata. Per me fa molto meglio la salute fare sport che guardare la TV, difatti faccio 6 ore a settimana di ginnastica ritmica. Anche a me piace andare in giro in bicicletta, solo che qua a Mestre non è tanto semplice.